Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti, tutto ciò che ruota attorno al calcio dilettanti. Oggi parliamo del Comitato Tecnico Scientifico, ma in particolare andiamo ad approfondire alcune tematiche legate anche a quello che è successo post-Covid, quelle che sono le ripercussioni economiche nel mondo del calcio dilettanti dopo la pandemia, assieme a Giulio Mosetti, che è legale della FIGC regionale e componente del Comitato Tecnico Scientifico della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Tra l'altro lei è stato anche presidente di società, per cui può essere ancora più vicino al mondo delle società dilettantistiche, avendo vissuto in primo piano che cosa significa essere dirigente. Partiamo appunto dalle società e da quello che è stato l'approccio da parte delle società dilettantistiche riguardo intanto alla pandemia. Questo è un primo tema. Come tutte le realtà, anche le associazioni sportive sono state travolte in un primo momento, parlo del 2020, dalla pandemia. Devo dire la verità che la Lega immediatamente si è adoperata per cercare, per quanto di propria competenza, di dare un sostegno, non ultimo quello della formazione di questo comitato scientifico costituito da un legale che sarei io, da un esperto in sicurezza e da un medico che abbiamo così, assieme ai quali abbiamo potuto dare vita poi ad un supporto alle alle associazioni sportive, sì, è un intercalare per la mia professione, certo. Quindi alle associazioni sportive che, devo dire la verità, hanno risposto sempre in maniera puntuale, coerente, impegnandosi anche di propria iniziativa a fare in modo che le normative dei protocolli che si succedevano poi nel tempo fossero rispettate. Poi c'è anche il tema vaccini anti-Covid, le società come si sono avvicinate? C'è una percentuale di atleti vaccinati e no? Ma diciamo che, per quanto a mia conoscenza, obiettivamente le società hanno, nel rispetto della libera scelta che ha aperto varchi anche in altri ambiti alquanto, come dire, importanti, hanno spinto per fare in modo che i giocatori, per una sorta di sicurezza, si vaccinassero. Devo dire che la risposta anche in questo caso è stata alta, nel pieno rispetto di chi non ha voluto farlo, perché poi insomma siamo in un paese in cui è giusto lasciare libere le scelte di tutti, però effettivamente la percentuale è stata elevata. Ed ora andiamo ad affrontare un tema delicato per le società dilettantistiche, ovvero quelle che sono le ripercussioni economiche post-pandemia, con anche la Lega Nazionale Dilettanti che viene in aiuto alle società, vero? Beh sì, questo è un tasto a me caro. Prima hai detto che sono stato presidente di una società sportiva e lì ho maturato, come dire, la conoscenza di quelli che sono i rischi che ogni giorno i presidenti e le società corrono in un mondo che è cambiato. Il mondo post-pandemico, perché dobbiamo essere ottimisti e parlare di un mondo dove ormai questa cosa andrà a scemare, ha dato una spinta ulteriore. I bisogni finanziari, economici, quelli del rispetto delle norme in materia di sicurezza, piuttosto che in materia di gestione della salute delle persone che ruotano intorno a una società, ha fatto scattare quella molla per cui ci si rende conto e ci si è resi conto che ormai gestire un'associazione o una società sportiva a seconda della forma giuridica che si è scelta non è più possibile farlo, pur essendo in un mondo dilettantistico, in un modo dilettantistico. Scusa il gioco di parole, bisogna diventare professionisti anche in questo. La Lega è sensibile al problema, è sensibile al fatto che oggi per mantenere un'associazione sportiva, oltre alla necessità dei fondi, oltre alla necessità della parte finanziaria, è necessario una struttura che riesca a governare e rendere sostenibili i percorsi lunghi di società, dai settori giovanili fino alle prime squadre. Quindi le società devono avere una propria gestione economico-finanziaria, rendendole magari ancora più vicine alle società commerciali, questo è quello che intendete? Esattamente questo, nel senso che c'è stato un percorso che qualche tempo fa la Lega aveva fatto
su temi della comunicazione, Sì. e c'era una battuta che a me piace tantissimo, che il comunicatore aveva fatto, meno centrocampisti e più commercialisti, che è una battuta che però dà il senso di quello che il mondo delle associazioni sportive devono ormai comprendere. I presidenti e tutto il consiglio di amministrazione, mi verrebbe da chiamarlo, non più il direttivo, devono comprendere che le regole, le norme, le policy che applicano le società commerciali devono pian piano entrare anche in quelle dilettantistiche, non solo in quelle professionistiche. Ma le società dilettantistiche sono pronte a questo approccio, a questa Ma nuova insomma dimensione? è chiaro che parliamo di un mondo dilettantistico che va dall'eccellenza alla seconda categoria, Sì. quindi è chiaro che tutto va temperato a secondo, permettimi il paragone, da una SPA quotata in borsa ad una SNC fatta di due soci. Quindi è chiaro che il parallelo deve essere fatto in tutti i sensi, e quindi è anche chiaro, è naturale che squadre di eccellenza o di promozione avranno un certo tipo di impatto rispetto alle altre che di categoria inferiore avranno un bisogno finanziario e quindi di struttura inferiore a queste. Però io credo che per il mondo che ho potuto vedere, sia in questo mio nuovo ruolo, questo nuovo compito, sia in quello precedente da presidente, che siano tutte, nessuna esclusa, società attente a questo. Molto spesso i presidenti sono degli ottimi imprenditori, che quindi hanno già come dire, sentito questo bisogno. È ovvio che quello che la Lega dovrebbe, a mio modo di fare, ma credo che la direzione sia proprio questa, è quella di dare un supporto attraverso, diciamo, figure come quelle del comitato scientifico, volte a mettere in sicurezza il presidente in primis e tutte le altre figure che ruotano intorno alle società sportive. Nel post-Covid è cambiato qualcosa anche nel mondo dilettantistico? Ci sono più difficoltà, magari anche solo a cercare delle sponsorizzazioni che già magari prima erano difficili, adesso ancora di più, quindi anche gestire una società dal punto di vista economico. Sì, indubitabilmente è così. Tutto quello che è successo dopo la pandemia, noi parliamo al passato, ma diciamo, sappiamo che purtroppo non è così, ma al di là di quella fase molto critica, obiettivamente le previsioni ormai non sono più a lunga gittata, i forecast delle aziende si limitano addirittura a qualche mese, e di conseguenza pensare di fare un investimento diventa più difficile. Quindi sicuramente il bisogno di aiutare questo mondo parte, lo dico, sempre dalla Lega, nella misura in cui lo può fare, e non sicuramente da un punto di vista economico. E poi cercando il ruolo della Lega è quello di rilanciare, come sta facendo il presidente Canciani, un mondo che ritorni ad attrarre, dando credibilità, non che l'abbia persa, ma che indubitabilmente è scemata a causa delle paure, dei timori che la pandemia ha generato, per far riavvicinare quei capitali necessari a sostenere le stagioni ormai sempre più impegnative e sempre più difficili. Perché anche le figure del dirigente di società, già prima del Covid ce n'erano sempre meno, no? Sempre più difficile trovare persone disponibili a dirigere e a seguire una squadra, una società dilettantistica. Adesso con la pandemia forse è un problema che ritorna fortemente. Fortemente, hai perfettamente ragione, perché insomma, lo straordinario mondo del volontariato è stato un mondo che ha sostenuto, che ha dato vita, cuore e anima a questo mondo, e oggi chiaramente perché le persone che erano volontarie molto spesso erano degli straordinari pensionati, e quindi sono persone un po' più anziane che hanno incominciato ad avere un po' più di paura, acquisire un po' più di timore del mondo che li circonda, e quindi di conseguenza anche questo polmone straordinario che nei paesi di più, nelle città un po' di meno, rappresenta una criticità che tu hai correttamente individuato, senza dubbio. Forse bisognerebbe coinvolgere i giovani, cambiare anche proprio ma insomma lo schema di riavvicinare un mondo di giovani o di giovani imprenditori che si appassionino ad uno scopo sociale. Oggi abbiamo società benefit, abbiamo società che fanno le certificazioni SA 8000 per dare sostenibilità sociale, i bilanci appunto sociali. Ecco, quale
più del calcio o dello sport in generale, è un mondo sociale in cui i ragazzi imparano un'educazione, imparano un impegno, imparano a stare nel gruppo, imparano a subire come dire, qualche dispetto contro il quale reagire, quindi è una crescita straordinaria. Quindi speriamo che i giovani si avvicinino di nuovo al mondo dello sport. Con la cessazione dello stato d'emergenza c'è naturalmente un cambio di protocolli, la capienza degli stadi, insomma si va verso la normalità e ci auguriamo tutti che anche nel mondo dei dilettanti si ritorni a respirare quella normalità che un po' si è persa in quest'ultimo periodo. Ma guarda, io ti dirò che alla ripresa del campionato, dopo la pausa invernale, Sì. io ovviamente per la passione che ho continuo ad andare allo stadio al sabato o alla domenica, e c'è la voglia di riprendere, c'è il desiderio, grazie anche alle normative e alla situazione diciamo, dei contagi che lo consente, si è ritornato a ritrovare quel concetto di aggregazione che si è smesso di avere quel timore dell'aggregazione che il Covid aveva, ahimè, generato. Quindi sì, io sono, come dire, un inguaribile e quasi sempre inguaribile ottimista, quindi credo assolutamente che il riavvicinamento porterà poi darà un abbrivio che è quello necessario per far ripartire questo straordinario mondo del calcio per me, ma dello sport in generale per tutti, insomma, no? E comunque le società dilettantistiche possono stare tranquille perché insomma la Lega Nazionale Dilettanti della nostra regione è vicina alla società e va sempre in aiuto, no? Come abbiamo detto in questa puntata c'è un sito internet, c'è anche la possibilità insomma, di contattarvi per chi avesse delle difficoltà, giusto? Assolutamente sì, io durante il periodo pandemico ricevevo, ma tuttora ricevo telefonate per chiarimenti, per interpretazioni, Certo. per situazioni da risolvere. Assolutamente il mio cellulare, come quello di tutti i dirigenti della Lega, è e deve essere a disposizione, perché per quanto di competenza dobbiamo sostenere assolutamente questo mondo. Io ringrazio l'avvocato Giulio Mosetti per essere stato in nostra compagnia e grazie per tutto ciò che fate per le nostre società. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Dilettanti. Buona serata. Buona sera.